È arrivato il momento dell'ospite, abbiamo in collegamento con noi via Skype Paolo Lubrano, pediatra, segretario della Federazione Italiana Medici Pediatri di Udine. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie intanto per aver accolto il nostro invito. C'è molta attenzione per quello che succederà, per quello che sta già succedendo e quello che succederà nelle scuole. Oggi abbiamo ricordato l'impennata dei contagi che si registra anche nella nostra regione. C'è il tema delle varianti, in particolare la variante inglese per quanto riguarda il Friuli, Venezia, Giulia, e regione che rimane in zona gialla, ma già si ipotizzano nuovi provvedimenti per tentare di frenare questa impennata dei contagi. Nel mirino ci sono anche le scuole. Le chiedo innanzitutto, dottor Lubrano, che ruolo hanno le scuole in questa situazione? Chiaramente queste nuove varianti sono più contagiose e come contagiano tutta la popolazione c'è un aumento di contagi anche tra i più piccolini. È chiaro che forse percentualmente superiore, ma è chiaro che prima erano pochi casi, adesso ce n'è qualcuno in più e questo fa pensare che le scuole, o meglio gli alunni, siano i responsabili in questo momento della situazione. Non è assolutamente così. Se andiamo a vedere le cause del contagio, queste sono e rimangono prevalentemente al di fuori delle scuole. Tra le ipotesi in campo quella di un ritorno alla didattica a distanza per quanto riguarda gli istituti superiori, dovrebbero essere tutelate le elementari, probabilmente anche le scuole medie. Ecco, ha qualche informazione in più rispetto a quelle a nostra disposizione? No, nel senso che chiaramente le superiori, come già nei mesi scorsi, pur capendo e pur comprendendo i grandi disagi che sta creando per tutti i ragazzi, però non tanto anche qui per quello che succede all'interno della scuola, ma per tutto ciò che comporta l'andare e il tornare da scuola, quindi mezzi pubblici, assembramenti fuori dalle scuole, eccetera. Sicuramente le superiori sono un fattore di rischio maggiore, questo è un po' dimostrato dovunque. Molto meno ritengo per quanto riguarda le scuole di grado inferiore, dove oltretutto una eventuale chiusura comporterebbe enormi problemi per quanto riguarda l'assistenza dei minori. E questo è un dato, le famiglie sono naturalmente molto preoccupate per questo, lo abbiamo ricordato più volte, non ci sono congedi, le ferie sono esaurite, per le famiglie è una difficoltà, però ad ogni modo ci sono già proprio a causa del virus tante classi in quarantena dove insomma è stata attivata la didattica a distanza. Ecco, sulla fascia d'età delle elementari e delle medie, mi pare di capire, lei dice potrebbero essere più diciamo i disagi che i benefici di una chiusura. Beh, direi proprio di sì, visto la necessità che hanno, soprattutto i più piccoli, di fare la didattica in presenza. La didattica a distanza per un bambino delle scuole elementari è veramente complicata e richiede comunque l'assistenza dei genitori o comunque di un adulto che sappia star vicino al bambino per seguire le lezioni tramite computer, insomma, che non è sicuramente per un bambino una cosa semplicissima. E in più devo dire che il comportamento all'interno della scuola dei ragazzini delle scuole medie e delle scuole elementari mi sembra sia veramente encomiabile, poveri, sono molto bravi. Sono molto bravi, molto attenti, più degli adulti che invece hanno la tendenza ad assembrarsi, soprattutto nei fine settimana. Certamente. Le chiedo un'altra cosa, l'indicazione è a fronte di sintomi compatibili a quelli del Covid, i bambini vanno tenuti a casa, anche questo ha messo insomma un po' in difficoltà le famiglie. I genitori come si stanno comportando? Rispettano questa regola nonostante ovviamente le difficoltà nella gestione della vita familiare quotidiana?
Ma devo dire che perlomeno la sensazione è che queste regole vengano in moltissimi casi rispettate, anzi rispetto allo scorso anno c'è molta attenzione anche a sintomi minimi, il raffreddore o poco di più, per cui spesso il genitore tiene a casa il bimbo per qualche giorno anche se come sintomi non veramente c'è molto poco. Quindi un'attenzione maggiore io la vedo, abbiamo molte chiamate da genitori proprio per come gestire queste sintomatologie minore. Certamente, come sappiamo, poi è difficile clinicamente distinguere ciò che è coronavirus da ciò che non lo è, ma direi che in gran parte i genitori sono molto attenti. Un'ultima cosa, vaccini agli under 16, come la vede? Beh, aspettiamo che ci siano, questa è la risposta primaria, nel senso che per ora non ci sono. Sono iniziate alcune sperimentazioni per la fascia fino a 12 anni, se ben ricordo, però dobbiamo innanzitutto attendere che il vaccino sia effettivamente approvato. Dopodiché, torno a dire, bisogna sempre capire quale priorità dovremmo dare a questa fascia, tenendo conto che è vero che il contagio colpisce anche loro, ma che dal punto di vista di peso della malattia continuano a essere per fortuna assolutamente risparmiati. Quindi se uno dovesse fare delle priorità probabilmente non entrerebbero tra le prime, anzi probabilmente sarebbero tra le ultime. Questo non perché non si voglia proteggere il bambino, ma perché rispetto ad altre fasce di età il rischio di malattia del bambino è sicuramente molto, ma molto più basso. Grazie allora al dottor Paolo Lubrano per essersi collegato con noi in diretta. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro a voi.